Di nuovo in diretta alla speciale elezioni, la lunga maratona che vi terrà compagnia fino a questa sera, a tarda sera, per rendervi, insomma, per raccontarvi il risultato, il verdetto delle elezioni. Allora, abbiamo già detto di un sindaco a Treviso, mancano una sezione, quindi i giochi già sono fatti, viste anche le percentuali, 88%, e quindi la vittoria di Gianangelo Boff a Tarso, il ritorno come primo cittadino dell'attuale segretario provinciale della Lega. C'è anche un aggiornamento che vi do che riguarda Casale sul Sile, con Casale sul Sile 2 sezioni scrutinate su 12 e Stefania Golisciani, progetto Casale Futura, al 46,79%, mentre Lorenzo Biotti al 37,22%. Graziano Sartorato con Te per la trasparenza al 15,98%, quindi in nettissimo vantaggio Stefania Golisciani a Casale sul Sile, quindi diciamo la continuità con il sindaco uscente Giuliato. Ci ha raccontato Lucio Zanato anche di questa spaccatura che c'è stata proprio a marzo tra la compagine, diciamo, all'interno della compagine dello stesso sindaco Giuliato, e quindi Stefania Golisciani che è in nettissimo vantaggio rispetto a Lorenzo Biotti, però siamo a 2 sezioni scrutinate su 12. Dovremmo avere, credo, fra pochissimo anche Belluno per fare un altro giro a Belluno, ma vedo in collegamento anche il nostro Christian Arboit. Allora, Christian, è uscito un secondo exit poll di Opinio su Verona, e un exit poll che vede Damiano Tommasi al 49%, quindi al 41%, seguito da Federico Sborina al 28% e Flavio Tosi al 25%. Allora, Christian. Sì, esatto Nicola, buongiorno di nuovo. È proprio come dici tu, si tratta di proiezioni sulle prime sezioni scrutinate, quindi di fatto un dato più attendibile rispetto a quello degli exit poll, ma la partita resta tutta da giocare. Al momento i dati della prefettura, che vedi anche scorrere alle mie spalle, non ratificano nulla, quindi lo scrutinio è in pieno svolgimento, quindi di fatto si sta delineando quello che fino a qualche giorno fa era inimmaginabile, o comunque non era dato affatto per scontato, ovvero il vantaggio di Damiano Tommasi sugli altri 2 contendenti, e di fatto un testa a testa per il ballottaggio tra Flavio Tosi, l'ex sindaco per 2 mandati, e lo stesso sindaco uscente Federico Sborina. In questo momento con Simone Squarcina mi trovo all'interno di Palazzo Barbieri, la sede ovviamente municipale di Verona. Questa è la sala stampa, ci sono i colleghi delle varie testate, e qui dovrebbe arrivare fra qualche ora, lo stesso Federico Sborina, che in queste ore, che in questo weekend a quanto pare è stato sulle Dolomiti in attesa per l'appunto del voto e dello scrutinio. Ci muoveremo anche poi nel quartier generale di Damiano Tommasi per capire che aria si respira. Ti posso già dire che mi riferiscono appunto di scene di vero e proprio entusiasmo fin dalla serata di ieri, quindi una situazione in evoluzione. Non ci sono ancora dati ufficiali, vedo appunto il tabellone che scorre sia alle mie spalle che qui a sinistra. Cosa ti posso dire? Ti posso dire che in ogni caso il dato di Tommasi è un dato assolutamente importante per il centro-sinistra. È vero che Damiano Tommasi si è presentato come un civico, non ha fatto photo opportunity, come ti ho detto nel precedente collegamento, con i leader nazionali e con gli esponenti del centro-sinistra che sono arrivati qui in città nel corso di questa campagna elettorale, però di fatto nella precedente tornata amministrativa la candidata del centro-sinistra Salemi aveva raggiunto il 22%, quindi in ogni caso un risultato per certi versi eclatante. Al momento non ho particolari novità, Nicola, ti restituirei la linea. Grazie, allora grazie a Christian Arboit e a Simone Squarcina, che stanno quindi seguendo la partita molto
importante di Verona. Fra poco ci colleghiamo anche con Belluno, perché vi dico che a Belluno abbiamo una sezione scrutinata su 34 e c'è già un dato importante. È vero, parliamo ovviamente di una sezione scrutinata su 34, ma Oscar De Pellegrin in questa sezione è al 52,38% contro il 23,81 di Giuseppe Vignato e il 23,81 di Lucia Olivotto, e quindi un importante risultato. Ovviamente stiamo ancora parlando di una sezione su 34, ma può essere un trend che è significativo, e in questo caso oltre il 50% porterebbe a casa ovviamente la partita al primo turno, ma lo ripeto, siamo a una sezione scrutinata su 34. Vedo Tiziana Bolognani, allora andiamo subito a Tiziana Bolognani e poi facciamo un commento su Verona, Padova e Belluno, ma anche su Casale. Tiziana. Sì, Nicola, lo hai appena anticipato, l'abbiamo appena visto il risultato della prima sezione scrutinata su 34 a Belluno, e si tratta anche della sezione più piccola, che già comunque può dare un trend che più o meno si sta osservando anche alle sezioni 1 e 2, che sono le sezioni del centro cittadino. Assieme a me ci sono Irma Visalli, Partito Democratico, Raffaele Adamiano, Fratelli d'Italia. Inizio subito con Irma Visalli per chiedere a lei e a Damiano intanto un commento sulla l'affluenza al voto, che è stata davvero bassa in città. Molto preoccupante, un brutto segnale, una brutta indicazione. C'è poco da fare, dobbiamo fare i conti con la disaffezione evidentemente dei cittadini a interessarsi della cosa pubblica. Il voto è una cosa importantissima, è un diritto e un dovere, ma è ovvio che è della politica anche la responsabilità di fare riavvicinare le persone, a far capire che appunto amministrare è cosa di tutti, e quindi ci aspetta una strada più impegnativa, ma certamente questo risultato ci farà riflettere e lavorare al meglio per recuperare. A Damiano, anche lei la pensa così? Ma per una volta mi trovo d'accordo con la collega del PD. In realtà, a parte le battute, è una cosa molto seria, è un danno per la democrazia e tutto sommato è un danno anche per la città. È un vero peccato che meno della metà dei cittadini bellunesi aventi diritto si sia recata alle urne. Quindi la politica tutta, a destra, a sinistra, a centro, si deve interrogare su questa costante disaffezione al voto. Forse fissare le elezioni in un arco di tempo diverso avrebbe favorito una maggiore partecipazione. Certo è che ciascun cittadino che non ha partecipato al voto, esercitando comunque il diritto di non voto, poi un domani non avrà più il diritto di criticare l'azione di questo o quel sindaco. È un esercizio democratico, ha detto bene chi mi ha preceduto, è un diritto, ma è anche e soprattutto quello di votare, un dovere per partecipare in maniera attiva alla cosa pubblica. Dopodiché altri ragionamenti devono essere fatti dalla politica a tutti i livelli, magari anche educando in senso civico a una maggiore partecipazione, naturalmente. Facciamo anche un breve riassunto di una campagna elettorale che ha visto Visalli, il centro-sinistra a Belluno, diviso, contrariamente invece a quanto è accaduto a Feltre. Lei al momento è ancora assessore al commercio del comune di Feltre. Che cosa è accaduto? Ma è accaduto quello che a volte accade, ci sono maggioranze che escono in una dimensione piuttosto che in un'altra, ci sono situazioni che non vanno a convergere per motivi diversi, nonostante l'intenzione che io credo comunque fosse di tutti di arrivare a un'unità. Le cose sono andate così a Belluno e ovviamente ce ne spiace. È altrettanto vero che Feltre da questo punto di vista è un modello virtuoso, nel senso che è una squadra che ha viaggiato unita, e questo io credo che faccia la differenza, cioè quando una squadra viaggia unita ed esce unita da un'esperienza anche amministrativa, le cose sono diverse. Questo non è accaduto a Belluno e quindi è chiaro che si parte già con uno svantaggio.
Invece il centrodestra si è presentato compatto sia a Belluno che a Feltre. A Feltre avete sostenuto la candidatura di Viviana Fusaro, per Belluno corre Oscar De Pellegrin. Voi però, Fratelli d'Italia, siete arrivati sul filo di lana. Sì, è stato un percorso lungo che ha portato a numerose riflessioni, tuttavia abbiamo creduto che l'unità del campo moderato del centrodestra fosse un valore perché questo rendeva naturalmente competitivo il nostro fronte rispetto a quello altrui che è diviso. Non giudico in casa d'altri, certo è che oggi la situazione si presenta favorevole almeno ai nastri di partenza, anche perché noi abbiamo avuto uno slogan: uniti nella diversità. Ciascuno di noi ha determinati valori, ha determinate idee, però abbiamo un comune denominatore che è la necessità di un cambio radicale nell'amministrazione della città di Belluno e anche in quella importante di Feltre. Senta, secondo lei Oscar De Pellegrin ce la può fare al primo turno? Poi la stessa medesima domanda la farò anche a Irma Visalli. Ma naturalmente questo è il mio auspicio, lo decideranno gli elettori che sono sovrani. Secondo quanto lei sta vedendo in questo momento come... Mi pare, secondo i pronostici più possibili, probabili, forse, dico forse perché è ancora prematuro dirlo, un ballottaggio. Ciò non toglie che il mio auspicio è quello di arrivare a vincere al primo turno. Visalli? Sì, anch'io ho la stessa impressione, io credo e spero a questo punto si vada a un ballottaggio, anche perché il ballottaggio è una ripartenza da zero e quindi vedrà Vignato ancora più impegnato e sicuramente una squadra del centrosinistra che in questa seconda partita potrà trovarsi invece a convergere verso una linea comune. Questo è l'auspicio. Ecco, quindi voi sperate comunque che il centro-sinistra si ricompatti? Vive della volontà dei cittadini e io credo che i cittadini facciano i conti con due visioni diverse di città, evidentemente, due modalità diverse di volerla condurre a governare. È chiaro che Vignato si trova più affine con la compagine, diciamo, che in questo momento sta accompagnando la candidata Olivotto, e quindi è il mio personale auspicio che in ballottaggio si possa andare verso una linea comune che veda Vignato come il nostro sindaco. Ecco, Nicola, se Ottimo. non hai domande da studio io ti restituisco la linea, ci risentiamo poi tra poco. Perfetto, allora vedremo come prosegue lo scrutinio a Belluno. Abbiamo detto una sezione su 34 e c'è questo vantaggio considerevole, 52% di De Pellegrin. Adesso andiamo subito da Padova perché ci sono le prime sezioni scrutinate a Padova, altra importante partita. È chiaro che il discorso fatto a Verona dal centrodestra, e cioè al secondo turno, in un eventuale ballottaggio, l'auspicio e la quasi certezza è che si arrivi a probabilmente un ricompattamento, vale lo stesso discorso per Belluno, se si dovesse arrivare al ballottaggio ovviamente, cioè che si crede, si spera nell'area del centrosinistra che le due anime del centrosinistra si ricolleghino e quindi ci possa essere un controsorpasso, se si andrà al ballottaggio ovviamente. Allora, diciamo che Belluno ha anche una storia a sé, nel senso che il sindaco Jacopo Massaro era stato capogruppo del PD 10 anni fa, poi esce un po', diciamo così, in tensione anche con il PD, e il centrosinistra in questi 10 anni, dove comunque Massaro ha sicuramente lavorato bene, è stato un po' agitato, e quindi queste elezioni non potevano che riportare un po' di agitazione. E ovviamente la situazione è che quando appunto le due anime non riescono a parlarsi o comunque hanno dei percorsi difficili è un po' più complicato andare poi a una vittoria molto forte. Dico però e ribadisco che mentre Belluno ha queste problematiche qui, Verona, ripeto, potrebbe essere una sorpresa, perché al di là di tutto è proprio un laboratorio, quindi su questo, come dire, se riuscissimo a tenere Padova, visto che appunto stanno girando i primi exit poll al 58% di Giordani, e riuscissimo ad avere anche Verona, sarebbe una buona ripartenza per il Veneto. Allora andiamo a Padova da Federico Fusetti. Padova, ci sono le prime sezioni scrutinate, dici cosa emerge da questi primi risultati? Sì,
Ciao Nicola, ciao a tutti, ciao ai tuoi ospiti. Sì, intanto va premesso che parliamo di decine di voti, non ancora di centinaia, con 4 sezioni scrutinate su 206, però il dato che insomma emerge è un 61,36% per Giordani da queste prime 4 sezioni, mentre Peghin al momento è al 31,82, quindi 62 a 33, insomma questa è la proporzione dopo queste prime decine di voti. Dopo loro due il candidato sindaco che ha preso più voti è Salim Mawed, che è al 2,27%, poi parliamo di percentuali molto più basse per gli altri. Ecco, vanno presi ovviamente con le pinze, sono numeri ancora che lo stesso sito ufficiale del comune giudica e definisce ufficiosi, però abbiamo qualche dato su cui cominciare a chiacchierare e discutere. Allora, grazie a Federico Fusetti, ripartiamo da qui, voglio sentire un po' il centrodestra. Maggio, c'è la possibilità, e lo si sa, che Giordani possa anche vincere al primo turno. Il candidato Peghin, come l'avete visto in questa campagna elettorale, era il candidato giusto, è il candidato giusto, potrebbe farcela? Io credo che Peghin sia stata una scelta espressione di tutto il centrodestra, abbia condotto una campagna elettorale al massimo delle sue possibilità. Certo è, contro un sindaco uscente è sempre difficile, questo è chiaro, ma l'impegno di tutta la coalizione è stato massimo. Non credo, o continueremo a vedere se i risultati ci daranno torto, che un successo al primo turno di Giordani, malgrado quel dato, sia possibile, ce la giocheremo eventualmente al ballottaggio. Barbisan, l'analisi un po' su Padova è un po' quello che ci si aspettava, cioè mi pare che i sondaggi e le voci che circolavano davano un grande vantaggio al sindaco uscente. Io credo che Peghin fosse il miglior candidato sindaco che potevamo presentare a Padova, un uomo di sport, un uomo di impresa, un uomo che per età e per quello che ha fatto ha rappresentato molto per Padova, e anzi spero che non smetta il suo slancio civico e la sua volontà di fare, di rimanere nell'agone politico, o comunque diciamo nell'arena pubblica, e quindi è un risultato atteso e secondo me nelle proporzioni, nelle dimensioni per cui ce lo attendavamo. Diversamente per Belluno invece pare che per il centrodestra possa essere una gradita sorpresa. E restando su Padova, la puntello sempre un po', però la Lega, non tutta la Lega si era espressa proprio favorevolmente sul candidato Peghin, lo sappiamo insomma. Sì, no, ho sentito di un sindaco non di Padova che parlava del candidato di Padova. Se fosse successa una cosa del genere all'interno della Lega di Treviso, la cosa si sarebbe risolta in 20 secondi. Parliamo del sindaco di Noventa Padovano. Sì, no, sinceramente è una polemica che non capisco, perché se io, nel senso, se trasporto le cose a casa mia, se il sindaco di paese, con tutto il rispetto, venisse a dire chi dobbiamo candidare a Treviso, la troverei quantomeno una cosa bizzarra, insomma. Ma un candidato di maggior peso politico, come ad esempio si era detto Marcato, sarebbe stato meglio nella sfida? Sì, cioè, non lo so, oggi vediamo che Peghin perde, quindi è anche facile fare i conti il giorno dopo, però non sono nelle condizioni di poter dire se Marcato voleva, se a Marcato è stato proposto, quindi non sono stato in quelle stanze a discutere. Però se guardo il profilo di Peghin mi sembra un profilo ottimo sotto tantissimi punti di vista. Dopo probabilmente nei confronti di Giordani non so chi avrebbe potuto farcela, perché non è che Giordani vince col 51 col 52, Giordani insomma vince largheggiando molto, quindi adesso posso immaginare che ci siano candidati che sarebbero andati un po' meglio di Peghin, ma che addirittura sarebbero riusciti a modificare la situazione. Io la vedo dura. Susin, lei avrebbe visto un altro candidato rispetto a Peghin oppure no? Peghin penso che sia, come diceva anche Barbisan, uno dei migliori candidati che potevamo mettere in campo. Contro Giordani, io devo dire, a Padova è visto molto bene, quindi era difficilissimo portare a casa un risultato del genere. Devo dire che comunque, come dicevo prima in premessa, il centrodestra unito vince sempre, fuorché a Padova, dove si trova un sindaco uscente così forte.
Quindi chiunque, insomma, il discorso è chiunque si fosse scontrato con Giordani poteva avere difficoltà, questo è il concetto? In questo caso qua sì, in questo caso dobbiamo prendere atto che Giordani comunque a Padova ha comunque lavorato probabilmente in un certo modo, i padovani lo vedono molto di buon occhio, insomma. Allora, andiamo ancora con collegamenti. Abbiamo Ilaria Marchiori che è sempre a Mira, la sfida di Mira. Abbiamo visto prima Marco Dori, il sindaco uscente. Ecco qui, lo vedo con il candidato Andrea Martellato se non sbaglio, se la miopia non mi inganna. Ilaria. Sì, la miopia non ti inganna, siamo qui con Andrea Martellato, tra l'altro vedete anche alle nostre spalle il colore fucsia, visto che avete appena terminato di parlare del candidato Peghin, qui c'è un altro candidato che è appoggiato da tutto il centrodestra che si è presentato unito e che è Andrea Martellato, tra l'altro ex sindaco di Fiasso d'Artico. Allora, Martellato, noi qui non abbiamo ancora sezioni che sono state scrutinate definitivamente, stiamo vedendo dei numeri che ad un certo punto sembrano dare in vantaggio qualcuno rispetto a qualcun altro, ma poi si ribalta tutto da minuto a minuto. Qual è la sua idea, Martellato? La campagna elettorale è stata una vera campagna elettorale ben intensa e quindi io mi aspetto un buon risultato. Un buon risultato per noi, il nostro obiettivo era arrivare al ballottaggio, io spero veramente di arrivarci e dopo lì si riparte da zero e avremo tutta una nuova possibilità per giocarcela a due. Confido in questo e confido soprattutto che i miresi abbiano la volontà di cambiare. Lo speriamo e tra qualche ora lo sapremo sicuramente. Ecco, quindi secondo lei Martellato la possibilità di arrivare al ballottaggio è palpabile, non si concluderà tutto al primo turno secondo lei, secondo come stanno andando le cose fino ad ora, che comunque è da poco che abbiamo iniziato a vedere i primi numeri? Io confido e sono fiducioso di arrivare al ballottaggio. Se questo non dovesse essere vorrà dire che i miresi gli va bene un paese del genere ed è giusto che la loro opinione sia questa e che possa continuare Dori per altri 5 anni. Però credo effettivamente che la possibilità di arrivare al ballottaggio sia vera e concreta. Ecco, avete sentito dunque quali sono le sensazioni del candidato che si è presentato col centrodestra unito, Andrea Martellato. Tra l'altro è importante anche sottolineare il fatto che nei vari partiti che appoggiano in questo caso Martellato ma anche altri candidati sarà un banco di prova il risultato finale anche per il partito che è stato lanciato da Luigi Brugnaro, proprio per capire, per vedere le sensazioni tra gli elettori, quali sono anche per quanto riguarda questo partito che è un partito neonato, fresco, nuovo. Sì, certo, questo però in questo territorio sappiamo che il territorio di Mira è un territorio difficile, un territorio che è stato espugnato per una volta sola negli ultimi 70 anni dai 5 Stelle per una questione di faccende, di cose che si sono intersecate ed è arrivato la tempesta perfetta che ha fatto in modo che 5 anni fa appunto Alvise Maniero fosse sindaco di questo comune. Un'altra vicenda, noi lo speriamo che succeda anche quest'anno, però più che una vicenda come quella di 10 anni fa, confido che veramente i miresi vogliono cambiare e vogliono cambiare modalità di amministrare e portare questo paese importante, un paese come Mira, nella stessa linea dei paesi della Riviera del Brenta. Ecco, allora, come avete sentito, la parola è andata ormai tutta ai miresi, vedremo nelle prossime ore quali saranno i risultati con numeri precisi. Sì, dimmi. No, ci lasciamo e andiamo poi a avere dei numeri. Vi do già dei numeri però, perché ci sono 2 sezioni scrutinate su 35 a Mira e c'è Marco Dori al 47,4%, 2 su 35 scusatemi, 2 su 35 a Mira ovviamente, 47,4% Marco Dori, 36,72 proprio Andrea Martellato che aveva accanto la nostra Ilaria Marchiori, Vanna Baldana al 7,74, Luigi Corò al 6,41, Enrico Carlotto l'1,74, quindi in vantaggio 2 sezioni scrutinate su 35 a Mira, Marco Dori il sindaco
uscente. Allora salutiamo Ilaria Marchiori e fra poco andiamo subito da Filippo Fois a Marcon. Volevo un attimo tornare nella Marca Trevigiana per fare un altro aggiornamento di comuni. Abbiamo detto a Tarso la vittoria di Gianangelo Boff, 5 su 5 ormai definitivo, quindi Gianangelo Boff torna sindaco. Abbiamo 7 sezioni scrutinate su 10 a Silea, quindi fra poco magari torniamo da Lucio Zanato, anche se magari Francesca Bozza si sente con il nostro Lucio, perché a Silea, e lo aveva detto ampiamente il nostro Lucio, non c'è partita. 7 sezioni su 10, Rossella Cendron al 70 e 13%, quindi Rossella Cendron che si conferma sindaco di Silea, mentre Tono Conte, Pierantonio detto Tono Conte, si ferma a 17,74, era il candidato di Fratelli d'Italia, e Lia Spolverato al 12,13%. Quindi Rossella Cendron è sindaco a Silea quando mancano 3 sezioni su 10. Poi ancora, restando nella Marca Trevigiana, facciamo un altro passaggio molto veloce, andiamo a Resana, dove il sindaco uscente Stefano Bosa è praticamente certo della vittoria, 5 sezioni su 10, è al 77,19%, Stefano Bosa, al 12,92 Loris Mazzorato, al 9,89 Leopoldo Bottero. Quindi Stefano Bosa che è praticamente eletto sindaco a Resana con 5 sezioni su 10, ma è un 77% che è impossibile da colmare. Restando nella Marca Trevigiana, abbiamo visto prima Tarso, va bene, poi Casale sul Sile, 4 sezioni scrutinate su 12, abbiamo sempre Stefania Golisciani in vantaggio con 47,59%, progetto Casale Futura, quindi la continuità insomma con il sindaco uscente Giuliato. Lorenzo Biotti con il 37,96 e Graziano Sartorato al 14,44. A Breda di Piave, 3 sezioni scrutinate su 7, ma un vantaggio praticamente incolmabile con Cristiano Mosole al 58,5%, obiettivo comune, contro il 41,47% di Fiorenza Zanette, civica per Breda. Questo per quanto riguarda Breda di Piave, così restiamo sempre sulla Marca Trevigiana. C'è salto non ancora, ma fra poco ne parleremo. Torniamo invece in provincia di Venezia, vediamo se Marcon c'è già qualche risultato, ma ce lo facciamo dire direttamente dal nostro Filippo Fois, che vedo insieme ad Andrea Tomaello. Filippo. Esatto. Dunque noi non siamo a Marconi in realtà, io mi sono spostato ti sei spostato a tradimento. Ok, dove sei spostato? Siamo a Milano, di fronte a un seggio elettorale, tra l'altro Andrea Tomaello, che è il commissario della Lega per la provincia di Venezia, la città metropolitana di Venezia, qua gioca in casa perché è proprio milanese doc. Intanto le chiedo come stanno andando le cose da questi primi scrutini. Su Milano ce la giochiamo, siamo là, dopo naturalmente l'affluenza gioca anche un ruolo diciamo negativo su questa partita. Siamo il centro di Milano, insomma un po' più difficile per il centrodestra, mentre sulle frazioni dai dati che ci arrivano, che ci stanno arrivando, sembrerebbero più positivi. È un voto che secondo me si giocherà all'ultimo e quindi si saprà qualcosa davvero all'ultimo seggio che verrà scrutinato. Sì. Allora abbiamo una sezione scrutinata su 25 a Milano, visto che sei a Milano, e c'è Tiziano Baggio che racchiude in sé il centro-sinistra e le liste civiche al 75%, Giorgio Babato al 25%. È quella dell'ospedale, penso, dove votano 20 persone. Per dovere di cronaca, certo, sono 15 voti, assolutamente. Però insomma intanto diamo questo piccolo primo risultato di questa sezione, insomma, che vede Tiziano Baggio al 75%, per essere proprio così precisi sull'aggiornamento. Continua pure.
Anche perché c'era una mappa del voto, diciamo che era piuttosto diversa tra il centro e le frazioni qua a Milano. Sì, il candidato Baggio di centrosinistra, lui è di Milano Centro, quindi era anche più semplice forse che riuscisse meglio nelle sezioni, nei seggi del centro, mentre il candidato di centrodestra Babato proveniva da una frazione e quindi dai dati che per ora abbiamo nelle frazioni insomma siamo leggermente in vantaggio come centrodestra. Mentre nel centro... il terzo candidato è Marco Lazzarini del Movimento 5 Stelle. Poi le chiederei anche un commento più in generale sulla provincia di Venezia. Lei ha appena ricevuto anche un messaggio, notizia da Campagna Lupia. Sì, Campagna Lupia sembrerebbe che il centrodestra sia in vantaggio. Insomma, hanno poche sezioni, quindi sembrerebbe che si metta bene. Gli altri comuni, insomma, Mira, abbiamo sentito prima Andrea Martellato, a cui insomma se ci sta ascoltando faccio un grosso in bocca al lupo, perché insomma io spero davvero che ce la faccia ad arrivare al ballottaggio, perché conto molto sulla sua persona, sulle sue capacità, e poi gli altri abbiamo il sindaco uscente a Marcon, insomma, che adesso sentiremo magari. Cioè, Mira e Milano, diciamo che ve la giocate su Marcon, siete molto più ottimisti. Su Marcon siamo ottimisti, ma più che altro perché riconosciamo un grande lavoro fatto da Matteo Romanello, e poi c'è anche Jesolo, che è una partita importante perché è un comune insomma di media, circa 26.000 abitanti, però è anche quello che nella provincia di 9 comuni che vanno al voto ha registrato l'affluenza più alta, di poco perché è all'incirca sul 53%, però rispetto al 46 di Mira o al 49 di Milano insomma è quello che ha registrato un'affluenza maggiore. Strano perché insomma Jesolo, località balneare dove molti lavorano in questo periodo, però nell'intera provincia è quello che ha registrato un'affluenza maggiore. Il quinto comune poi della città metropolitana di Venezia, che supera i 15.000 abitanti, di gran lunga anche dobbiamo dirlo perché possiamo 17-18.000, è Santa Maria di Sala. Lì come siamo? Santa Maria di Sala noi come Lega ci siamo presentati da soli perché non abbiamo trovato un accordo col sindaco uscente Fragomeni, che ha una sua candidata. La partita insomma era difficile già dall'inizio, era molto difficile perché sapevamo, poi là c'era una centrosinistra che insomma non era forte come in altri comuni, e quindi insomma là noi auspichiamo di fare un buon risultato. Certo, il ballottaggio sarebbe il massimo, però insomma siamo ancora là, sono ancora i primi scrutini. I ragazzi che ho sentito insomma mi dicono che c'è un buon risultato, ma non so se riusciremo ad arrivare al ballottaggio. Perché va così poca gente a votare? Beh, il primo dato sicuramente è quello della data, che non aiuta, perché ieri era una giornata comunque calda e le persone dopo anche 2 anni di pandemia hanno voglia di approfittarne dei weekend per andare in montagna, andare al mare. E poi forse perché c'è una situazione generale, forse anche di disaffezione della politica, sia attiva che non attiva, perché anche nel fare le liste, nel trovare i candidati non è stato semplice. Anche i partiti storici, la Lega, il Partito Democratico, gli altri partiti che insomma di solito avevano anche liste piene o comunque con tante persone che correvano, devo dire che vedendo un po' in generale in tutta la provincia non è stato semplice, quindi oltre la gente a non andare a votare fa fatica anche poi a candidarsi. Bisogna tornare un attimo a riscoprire questo senso civico, perché sono del parere che insomma il comune, il sindaco, il consigliere è l'amministratore più vicino al cittadino, quello che poi magari risolve i problemi quotidiani, e quindi bisogna trovare una soluzione per riavvicinare le persone. Anche perché poi non si è più, io direi concludendo questo collegamento, non si è più neanche legittimati a criticare se non si è preso parte attivamente alle decisioni che alla fine riguardano tutti, insomma la partecipazione. Sì, assolutamente. Chi partecipa non sbaglia mai, diciamo. Se non avete domande da studio io vi restituirei la linea. Benissimo, grazie a Filippo Fois. Fra poco torniamo anche a Belluno, diamo anche qualche risultato bellunese. Nel frattempo avete visto comparire un 340 321 8806, quindi se volete anche mandare i vostri sms o messaggi WhatsApp per commentare un po' come sta andando questa giornata. Barbisan, lei è diciamo particolarmente legato a Casale? Particolarmente legato a Casale no, però ho seguito le elezioni. Ho seguito le elezioni a Casale sul Sile per la Lega, certo. Ecco, allora lì cosa non sta funzionando? Perché è chiaro che siamo ancora parziali, però. Ma probabilmente per come stanno andando le cose i cittadini hanno deciso di premiare l'amministrazione uscente, che devo dire è un'amministrazione completamente trasversale, una lista civica che
che possiamo dire non ha nessun colore di partito o ce li ha tutti, perché sono vere entrambe le cose, a cui abbiamo cercato di opporre una lista civica che potesse racchiudere il maggior numero di sensibilità politiche al proprio interno, ma facendo un programma amministrativo che probabilmente o non abbiamo spiegato bene o i cittadini non hanno avvertito come il migliore possibile. Fatto sta che sembra che l'amministrazione uscente sia riuscita a vincere. Poi c'era anche un'altra lista civica che ha preso circa il 14%. E quindi diciamo che questo progetto politico non è andato in porto, ma diciamo che i cittadini sono sempre sovrani e hanno deciso sicuramente per il meglio. Vi chiedo, mentre ci colleghiamo, fatemi sapere quando abbiamo Verona, perché abbiamo le prime sezioni ufficiali, quindi non più gli exit poll. Qual è il risultato che vi sta sorprendendo di più? Qual è invece quello che vi sorprende di meno? Qual è quello che vi incuriosisce di più? Per adesso, ovviamente. Allora, a me colpisce molto Casale, ma Casale io penso che sia stato un referendum tra polo, maxi polo sì, maxi polo no. È stato il tema quello era il tema, al di là dei colori politici. Maxi polo sì. E quindi sì. Effettivamente questo, secondo me, se i dati sono questi, siccome la sindaca candidata della lista di Giuliato aveva lavorato per questo, ricordiamo che Biotti invece è uscito dall'amministrazione, si è dimesso da vice sindaco proprio perché era in contrasto con il progetto, se questo è il risultato vuol dire che Casale sul Sile vuole il maxi polo e su questo bisogna, come dire, capire che i cittadini hanno le ragioni del proprio territorio, però io la vedo più proprio come un fatto non tanto che c'era PD e Lega insieme, quanto proprio un referendum sulla decisione amministrativa di dare questo assenso al maxi polo. Maggio, qual è il risultato che più o la incuriosisce o la sorprende? Credo che quello più sorprendente, confermo, sia quello di Casale, una sfida particolarmente aperta sul quale si faceva fatica a fare previsioni anche in considerazione del tematismo del maxi polo particolarmente invasivo, un grande risultato che personalmente non mi sorprende ma mi vede particolarmente felice. Gli faccio le congratulazioni al sindaco Favero che viene riconfermato a Possagno con una valanga di voti, segno che la sua amministrazione ha ben governato. Così vale anche per Silea, grande Rossella Cendron. La Rossella Cendron, dicevamo prima, era al 70%, poi diamo il risultato definitivo. Barbisan, allora qual è invece il risultato che più la sorprende? Bah, oddio, io sono ben sorpreso, si può uscire dalla provincia di Treviso, certo, immagino. certo. E da Belluno, perché è una città storicamente di sinistra, dove so che l'amministrazione precedente, così me ne ero reso conto lavorando in consiglio regionale, era molto ben radicata, e questa vittoria, facendo i debiti scongiuri al primo turno di un capoluogo tradizionalmente di sinistra che passa al centrodestra, un luogo che sarà sotto i riflettori per le ormai diciamo quasi imminenti Olimpiadi, secondo me è un dato politico di cui bisogna tener conto, perché nella stragrande maggior parte dei casi parliamo di piccoli o medi comuni dove la sensibilità politica è un po' quella che è, insomma è più una questione di relazioni, di conoscenze, di persone capaci di spendersi sul territorio anche al di là degli schieramenti. Su un capoluogo invece c'è sempre un voto di opinione, quindi sarà importante e bello vedere come vanno le liste, e questo capovolgimento dopo tanti anni di un capoluogo che passa al centrodestra è il risultato più sorprendente in questo momento. E Susin? Ma io devo dire che sono così particolarmente stupito dei risultati di Silea, perché abbiamo presentato la lista di Fratelli d'Italia con tono e devo dire che ovviamente la Cendron, che faccio i complimenti per la sua ricandidatura che esce col 70-79%, però devo dire che Fratelli d'Italia 17-26% a Silea, devo dire che è un ottimo risultato per la prima volta che ci si presenta come esordio, come esordio nel territorio, quindi che dire, un buon auspicio anche per Fratelli d'Italia che
dove si presenta, raccoglie degli ottimi consensi e il risultato di tono lo dimostra, insomma. Allora, fatemi sapere, dovremmo avere in collegamento sia Verona che Belluno e anche Feltre. Verona, allora chiedo un attimo a Sharon di stare un attimo in sospeso su Feltre, c'è una sezione scrutinata su Feltre per adesso, ufficiale, ma andiamo a Verona da Cristian Arboit e Simone Squarcina per capire un po' le prime sezioni nel capoluogo scaligero, perché adesso insomma non parliamo più di exit poll ma parliamo di prime sezioni che vengono scrutinate. L'exit poll diceva, il secondo diceva Tomasi al 41%, com'è il risultato delle prime sezioni, Cristian? Sì, Nicola, il risultato delle prime sezioni conferma non solo gli exit poll ma anche le proiezioni. Siamo su 3 sezioni su 265 scrutinate, probabilmente sono le sezioni quelle appunto più ridotte, i seggi speciali, però il dato è importante, siamo al 42,68% per Tomasi con 379 preferenze, Federico Sboarina e Flavio Tosi sono praticamente al 26, tra il 26 e il 27%, Federico Sboarina 234 voti, 26,35%, Flavio Tosi 236 voti, 26,58%, gli altri contendenti sono appunto allo 0,68, al 2%, all'1%, quindi insomma i 3 contendenti sono Tomasi, Sboarina e Tosi, con Tomasi in nettissimo vantaggio. Tra l'altro mi trovo adesso proprio in questi minuti con Simone Squarcina nella sede elettorale di Damiano Tomasi, la potete vedere, una sede elettorale che non richiama nessun simbolo di partito, ci sono tante foto, tante immagini appese al muro, ringrazio Simone che le sta inquadrando, con Tomasi impegnato soprattutto nel terzo settore, nelle mense, nelle case di riposo, con i rappresentanti della cosiddetta società civile che sembra in questo momento premiarlo e premiarlo nettamente. Allora Tomasi dovrebbe arrivare qui in via Faccio tra mezz'ora, un'ora. Questa mattina era presente ieri sera quando ha commentato l'exit poll, ovviamente con parole di soddisfazione, dicendosi pronto appunto al ballottaggio, ma nel corso della giornata ovviamente ci saranno anche altre dichiarazioni. Si dice che fra un'ora e mezza dovrebbe arrivare anche Federico Sboarina a Palazzo Barbieri nella sala stampa che avete visto poco fa. Insomma, tutti stanno trattenendo in qualche modo il respiro. In questo momento ci sono solo i colleghi in questa sede elettorale, colleghi giornalisti, non ci sono al momento candidati né sostenitori, tutti, ci diceva la portavoce, sono schierati nelle 265 sezioni per monitorare l'evoluzione del voto. Quindi do un'ultima scorsa ai dati della prefettura, ti confermo 3 sezioni scrutinate su 265 con le percentuali che ci dicevamo prima. Adesso con Simone Squarcina ci muoviamo nelle altre sedi elettorali, direi in quella di Flavio Tosi, vediamo se Tosi è presente, se sarà il primo a parlare appunto a sezioni ancora appunto da scrutinare. Per il momento ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, insomma ecco il titolo è questo, insomma siamo oltre al 42% per Tomasi in queste prime sezioni. Allora subito velocissimamente a Feltre, ma proprio un flash perché poi andiamo a Belluno, perché abbiamo quella sezione scrutinata per adesso ma che dice già molto e già si parla insomma di un vantaggio notevole di Oscar De Pellegrini, la compagine dunque del centrodestra che potrebbe conquistare Belluno. Sarebbe una svolta storica per la città di Belluno, così come una svolta storica potrebbe essere il centrosinistra a Verona, sono 2 realtà speculari. A Feltre la nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno ancora Nicola, buongiorno agli ospiti e a tutti i telespettatori. Prima eravamo all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove stava
attendendo lo spoglio Nadia Forlin. Ora invece mi sono spostata a casa di un altro candidato, sono in compagnia di Viviana Fusaro. Buongiorno, candidato a centrodestra. Come sta andando questo spoglio? Ma guardi, dai primi sondaggi sta andando sufficientemente bene, non possiamo dire nulla, nel senso che attendiamo la fine del risultato. Noi ci auguriamo che i cittadini di Feltre abbiano capito che è giunto il momento di rinnovare e cambiare questa città da tutti i punti di vista, dal punto di vista della crescita, dal punto di vista dell'etica e dal punto di vista delle competenze di coloro i quali andranno ad amministrare questa città. Lei è figlia di un ex sindaco di Feltre, si sente una responsabilità in più in questo senso? Io guardi, sicuramente mi sento una responsabilità in più, mi permetto di dire che spero di poter avere questo DNA politico, che è un DNA dettato da una politica vera, da una politica autentica, da una politica pulita, che ha svolto il papà non soltanto da sindaco, ma da quando è stato eletto parlamentare nel 1958 e ha svolto 6 legislature parlamentari della Democrazia Cristiana e ha di questa città fatto un gioiello che ora vediamo in questo degrado. Il mio impegno per questa candidatura, nello scendere in campo, è determinato esclusivamente dal desiderio di voler vedere questa città tornare a quello che era quando lui ha fatto tanto per questa città. Bene, grazie Nicola, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Allora facciamo rivedere, grazie Sharon, la schermata di Feltre per favore, così vediamo le due sezioni scrutinate, eccole qua. Allora Viviana Fusaro abbiamo visto in questo momento era con Sharon Di Carlo, è al 40,75%, dietro a Adis Zatta al 46,54%, quindi il centro sinistra, poi Nadia Forlin che abbiamo visto prima all'8,41% e Paolo Serrangeli al 4,30%. Questo per quanto riguarda Feltre. Andiamo a Belluno. Tiziana Bolognani, abbiamo visto una sezione scrutinata su 34 poco fa, non so se tu hai qualche aggiornamento, ma un De Pellegrini al 58%. Sì Nicola, in realtà i dati ufficiali che si trovano sulla piattaforma Eligendo sono quelli per l'appunto ufficiali e validati, mentre nelle sedi elettorali cominciano ad arrivare mano a mano i risultati delle sezioni, delle principali sezioni, di quelle più interessanti. Ebbene, sembra che la tendenza sia quella di una vittoria al primo turno e una vittoria con una percentuale ben superiore al 50% per Oscar De Pellegrin e invece un risultato assai favorevole per Lucia Olivotto, che diciamo è stata l'outsider di questa competizione, che ha avuto, come dire, la benedizione, possiamo dire così Olivotto, la benedizione dai cittadini, perché la sua candidatura è stata sostenuta e voluta grazie ad una raccolta di firme dei cittadini bellunesi. È andata così, una candidatura partita dal basso con una raccolta di firme appunto tra i cittadini, e forse perché probabilmente la mia figura è stata vista fin dall'inizio come una figura vicina alle persone, vicina ai cittadini, tant'è che anche nel nostro programma elettorale abbiamo sempre detto vota la partecipazione, vota la trasparenza, perché per noi il primo punto era proprio quello di allacciare i rapporti con la città, e quindi comunque per noi è un risultato bellissimo. Voi siete la vera sinistra di questa competizione elettorale, vi siete presentati con 2 liste civiche, Insieme per Belluno, che è anche la sua lista storica. Ricordiamo che Lucia Olivotto attualmente riveste ancora il ruolo di vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Belluno, e poi avete messo insieme un'altra lista che si chiama Belluno Bene Comune. La particolarità di queste 2 liste? Insieme per Belluno appunto è una lista storica, mentre Belluno Bene Comune si è costituita in occasione di questa competizione elettorale. E Insieme per Belluno è sempre stata storicamente una lista di centrosinistra, con anche figure di spicco e ben appunto piazzate all'interno di questo ambito della sinistra, del centrosinistra. Belluno Bene Comune è partita appunto proprio più dal basso, con persone diverse, però voglio citare per tutti Paolo Bello e Sergio Marchese, con
cui ho lavorato io in maggioranza e loro in opposizione, e sono state a disposizione di questo progetto. Comunque nelle nostre liste appunto tutti i candidati sono di area centrosinistra, e in questo è stato detto che la nostra era la vera sinistra, perché nella nostra formazione delle nostre due liste non c'è nessuno che proviene da aree diverse rispetto a quello della sinistra e del centrosinistra. Senta, poco fa con due rappresentanti, uno di Fratelli d'Italia e l'altro del PD, si parlava di un eventuale ballottaggio. Le cose invece sembrano andare per un altro verso, ma da parte di Irma Visalli, rappresentante del PD, c'era come dire, la volontà di ricucire nell'eventualità di un ballottaggio. Secondo lei è una prospettiva che potrebbe verificarsi, quella della riunificazione della sinistra, del PD bellunese in vista di un ballottaggio, vedendo anche com'è andata la campagna elettorale? Ma questa riunificazione con il PD era un aspetto sul quale noi avevamo lavorato negli ultimi 5 anni. Parlo in questo momento di me e di Paolo Bello. Sono stati 13 mesi di lavoro al tavolo e abbiamo visto come è andata a finire. Quindi io credo che le volontà ci possono essere comunque, perché chiudere le porte, chiudersi in se stessi non va mai bene. Penso però che tutti debbano fare un bel passo indietro, e se vogliamo pensare ad una vera, autentica riunificazione del centro-sinistra bisogna cominciare a lavorare subito, lavorare seriamente e togliere di mezzo i personalismi. Grazie a Lucia Olivotto. Dietro di lei Francesco Rasera Berna, che è stato lungamente presidente del Consiglio Comunale di Belluno e che sta raccogliendo i dati che arrivano di minuto in minuto dalle sezioni. Sono 34, abbiamo i dati ufficiali, ve lo ricordavo in apertura, nel portale del Ministero dell'Interno Eligendo, ma poi c'è il lavorio di tutti i rappresentanti di lista che sono sul territorio e che quindi stanno fornendo mano a mano i risultati. Nicola. Grazie Tiziana, ci rivediamo fra poco allora per avere altre novità, magari proprio con De Pellegrin, direi. Allora, vorrei vedere una schermata, vorrei vedere una schermata di qualche sindaco di Padova, poi magari andiamo a Padova. C'è anche il nostro Nicola Marcato che fra poco si collega per Jesolo, un'altra partita interessante. Se mi fate vedere qualche risultato di Padova, perché anche qui gli scrutini stanno procedendo. Allora chiedo al nostro Francesco. Come? Ah, ok, perfetto. Allora vediamo Padova se c'è un aggiornamento mi dice la regia, di altre sezioni, anche se non ci colleghiamo con il nostro Cristian. Abbiamo parlato prima di 2 sezioni se non sbaglio, ma vediamo se ci sono altre sezioni scrutinate proprio su Verona, così rendiamo conto. Ecco, allora 4 su 263, Tommasi al 41,79, Sborina al 27,65, Tosi al 26,20 e Zelger al 2,91. Poi ci sono gli altri candidati nella seconda fascia. Vediamoli, sempre di Verona ce ne sono altri 2, ma insomma eccoli qua, Anna Sautto e Paola Barolo, ma insomma gli occhi sono puntati come sempre e come abbiamo detto sui 3 candidati, e quindi Tommasi che mantiene quel 41% insomma circa, che era già stato in qualche modo anticipato dagli exit poll ma confermato anche dalle prime sezioni. Andiamo a Padova. Padova, Federico Fusetti. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Siamo arrivati a 8 sezioni su 206. Adesso parliamo di circa 1500 voti, poco meno, quindi un campione un po' più significativo, e insomma così tanto per dare un'idea delle cifre, siamo 58,44% per Giordani e il 33,53% per Peghin, quindi in poche parole 58 a 33. Questa è la forbice che c'è in questo momento con circa... Però non sentiamo più. Federico? Adesso è caduto un attimo il microfono, resta però collegato, vediamo se riusciamo a rimettere a posto un attimo l'audio. Un telespettatore ci chiedeva di Jesolo, ci arriviamo subito a Jesolo. Intanto, mentre Federico cerca di rimettere a posto
l'audio. Fatemi vedere qualche sindaco, qualche comune di Padova dove le sezioni sono ormai verso la conclusione, tipo ad esempio Merlara. Ecco, chiedo alla regia se riesce a mandarmi già le schermate e le leggiamo proprio in diretta per poter vedere qualche risultato. So che a Merlara la situazione è completa. A meno che non lo guardi da qui, però vorrei avere un riscontro dalla regia per vedere qualche altro comune. Eccoli qua. Allora, a Merlara abbiamo il sindaco Daniele Boron al 56,3%, che quindi batte Claudia Corradin al 43,8%. Questo per quanto riguarda Merlara. Se ci sono altre sezioni, se ci sono altri comuni dove il discorso insomma è già avanti, ditemelo pure, ma dovremmo avere di nuovo, sempre restando a Padova, nel capoluogo, Federico Fusetti stava dicendo 58% circa per Giordani. 58-34, esatto, 58 per Giordani, 34 scarso per Peghin. Poi stavo vedendo che l'unico altro candidato che supera il 2% è Domenico Minasola, mentre attorno all'1,50, poco più, poco meno, Francesca Gislone e Luca Lendaro. Gli altri sono al di sotto. Ecco, è ancora prestissimo, però si sta un po' attestando su questa forbice la differenza tra Giordani e Peghin. Giordani pare che commenterà il voto solo dopo, perché non dimentichiamoci che oggi è Sant'Antonio anche, quindi è una giornata importantissima per la città, quindi pare che Giordani parli solo dopo la processione solenne che avverrà attorno alle 18, quindi probabilmente Giordani lo potremo sentire non prima delle 19:30, mentre Peghin c'era stato detto che nel pomeriggio avrebbe commentato, ma insomma siamo in attesa di sapere un orario più preciso. Benissimo, allora grazie a Federico Fusetti. Io andrei, se non sbaglio, da Lucio Zanato. Peraltro fra poco, visto che hai parlato proprio del santo, fra poco faremo un collegamento anche con i nostri inviati che stanno seguendo la festa di Sant'Antonio a Padova, così apriamo un veloce spaccato anche su questa grande e importante ricorrenza, insomma tantissimi fedeli a Padova. Andrei però prima velocemente da Lucio Zanato, che dovrebbe essere da Rossella Cendron, sindaca riconfermata con una valanga di voti. Allora Lucio. Sì, allora aspetta un attimo che cerco di capirmi qua, perché qui è già festa, giusto per capire, è già festa, perché non so se senti dietro la confusione. Allora vediamo la schermata di Silea intanto. Come, scusa? No, era per la regia, vediamo la schermata di Silea così intanto sì, allora, diamo qualche cifra. Faccio una cosa un po' anomala, se vuoi, no? Vai. Vado visto che non si può fare altro, vado direttamente io dalla Rossella Cendron che sta festeggiando. Sindaco, venga con me, facciamoli seri. Eccoti qua. Venga per un attimo. Adesso torniamo alla serietà, perché siamo in diretta su Antena 3 e quindi bisogna fare anche le cose serie, visto che il sindaco è stato riconfermato e tra l'altro il suo vice sindaco ci ha già detto su di tutto, perché dobbiamo essere pronti e preparati. Allora, intanto stiamo un po' più vicini, così riusciamo a farci vedere un attimo. Aspetta un secondo che mettiamo bene le cose, perché l'autotest di Lucio Zanato, perfetto, vai. Ecco, attenzione, la cuffia. Intanto vediamo 71% contro il 16,95 di Tono Conte e l'11,94 di Espolverato. Manca una sezione, ma è veramente un plebiscito per Rossella Cendron. Mamma mia, un risultato davvero oltre le aspettative. Sono felicissima e condivido il risultato con tutti appunto i candidati e tutti quelli che ci hanno supportato col loro voto. Ma soprattutto lo voglio condividere con questo voto con chi non è andato a votare, perché la vera preoccupazione oggi è l'astensionismo. A Silea abbiamo avuto il 50,21% dei votanti e davvero quello che voglio fare è lavorare per portare tutti a votare, perché il voto è un diritto ma anche un dovere e quindi davvero bisogna lavorare per questo. E io oggi brindo perché è un risultato straordinario,
ma ci deve far riflettere questo dato. Sindaco, ma però ha contribuito di più il lavoro del sindaco di questi 5 anni o la spaccatura all'interno del centrodestra qua? Noi partivamo da un risultato già molto buono di 5 anni fa di quasi il 65% e quindi siamo cresciuti. Io credo che abbia giovato la buona amministrazione, proprio perché siamo stati vicino alle persone in questi 5 anni, specialmente nel periodo di pandemia. Io credo che la gente si sia sentita supportata dalle istituzioni. Ecco, io credo che questo è un messaggio che dobbiamo dare, il fatto che le istituzioni debbano essere vicine alle persone, vicine ai propri cittadini. Credo che se abbiamo raccolto un risultato del genere, credo proprio sia dovuto al fatto che i nostri cittadini abbiano sentito la vicinanza delle istituzioni. Siamo l'istituzione a livello di trincea, quella più vicina alle persone e davvero si è sentito, si vede dal risultato elettorale. Allora possiamo dire che è un po' il tramonto della politica e invece, diciamo così, la conferma della buona amministrazione indipendentemente dal colore politico. Devo dire che si sente proprio fortemente quello che è il declino dei partiti, la disaffezione alla politica causata forse anche da una politica tradizionale che non ha seguito, e invece la buona amministrazione vicina alle persone, ai loro bisogni, ha vinto ed è stata confermata con grande forza. Benissimo. Senta, allora un'ultima domanda, perché io ce l'ho, domanda quella un po' spinosa per il neosindaco. E allora come la mettiamo con la Chiariaforti adesso che hai 5 anni di cose da fare? Questa è una delle nostre prime sfide, il fatto di lavorare su un accordo pubblico-privato, sulla revisione di questo PIRUEA della Chiariforti che porti un vantaggio a tutta la comunità di Silea. Questo è uno dei miei primi impegni e me lo prendo con grande orgoglio. A te Nicola. Grazie a Lucio Zanato e complimenti a Rossella Cendron, riconfermata sindaca di Silea. Vediamo la schermata con le sezioni di Verona, l'abbiamo vista di sfuggita prima, ma è importante perché sono adesso 10 le sezioni e c'è un cambiamento leggero, insomma, però comunque da registrare. 10 sezioni su 263 a 36, adesso Tommasi non è più al 42, quindi ha 5 punti in meno e a 37,87. Sborina invece recupera al 33,6, Flavio Tosi al 23,74. Ecco, restiamo su questi tre, insomma, restiamo sui tre sfidanti, per cui questo è un risultato importante perché dai 42% iniziale adesso Sborina sta mangiando terreno, sta recuperando terreno proprio alle spalle di Damiano Tommasi. Allora velocissimo commento su questo per Barbisan e Susin e anche Maggio. Ma allora, noi abbiamo visto fino alla seconda proiezione, di solito le proiezioni diciamo, iniziano a essere qualcosa di più di un exit poll, quindi ora come ora mi fiderei di più della proiezione piuttosto che di 10 seggi scrutinati in una città grande come enorme, insomma per come siamo abituati in Veneto, la più grande tra le città del Veneto. Credo che la tendenza ormai sia quella, quindi di Damiano Tommasi sicuramente candidato al ballottaggio e poi per una differenza di poche migliaia di voti ce la si giocherà tra Flavio Tosi e Sborina. Susin? Ma devo dire che io sono sempre dell'idea che l'unico sondaggio utile è quello del giorno dopo, no? Quindi staremo a vedere poi come va a finire, perché tutti sti exit poll dopo alla fine vediamo che variano di minuto in minuto, devo dire, no? Scorrendo vedevo quando c'erano i servizi che così molto in modo felice vedo che Fratelli d'Italia sta acquisendo un ottimo risultato su tutti i comuni, su tutto il territorio, e questo
appunto probabilmente per un buon lavoro da parte del partito, dei candidati, e che devo così ringraziare perché i risultati che sto vedendo sono molto entusiasmanti. Maggio, invece un Tosi terzo per adesso? Io direi che 10 sezioni su 200 e fischia sono poche per valutare per il momento. Sicuramente quella seconda proiezione che dava i due candidati appaiati rimane un segnale, vedremo cosa diranno i voti definitivi. Se si confermasse in entrambi i casi uno scarto molto limitato tra i due candidati di centrodestra, credo che comunque una riflessione sia necessaria all'interno della coalizione. Ultimissima considerazione, Tocchetto, proprio su Verona, e poi andiamo in pubblicità. Allora io insomma sono qui fiduciosa che rimangano i risultati iniziali degli exit poll, per cui siccome sono tantissime le sezioni ci può essere questo scarto. Penso che ci sarà un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra. Centrosinistra che però con Damiano Tommasi spero che veramente tenga il 40% saldamente, anche se adesso è sceso di qualche percentuale. Scusa, come dicevo prima, il centrodestra unito vince sempre, i dati lo confermano e quindi bisogna ragionarci sulle prossime tornate elettorali. Benissimo, allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi facciamo anche un aggiornamento perché ci sono altre notizie importanti. Andremo a Jesolo, vediamo anche Cortina perché il sindaco uscente Gianpietro Ghedina per adesso raccoglie solo un 26%, insomma, rispetto al 34% del suo sfidante, di uno dei due sfidanti, quindi ci sono anche importanti novità sempre dal Bellunese. Allora, la pubblicità, poi faremo anche un velocissimo passaggio per vedere qualcosa, insomma, della festa di Sant'Antonio a Padova. A rientro dalla pubblicità avremo nuovi ospiti, quindi io ringrazio per essere stati con noi in questa prima fascia di maratona Riccardo Barbisan, Luigi Susin, Fabio Maggio e Antonella Tocchetto. E pubblicità, poi di nuovo in diretta.